Il Veneto è al primo posto nella classifica delle ecomafie in Italia e il 44% delle organizzazioni criminali coinvolte sono locali. Il dato è del Centro Ricerca sulla criminalità dell'Università Cattolica di Milano e Trento ed è contenuto nel rapporto dell'Osservatorio Ambiente e Legalità istituito da un anno dall'assessore comunale all'ambiente Gianfranco Bettin. I rifiuti illegali prodotti nel Veneto, secondo il rapporto, non vengono più inviati in Campania, restano nel nord Italia e i rifiuti veneziani vengono accolti nelle vicine Lombardia ed Emilia. Nel 2011 in queste due regioni sono state trattate oltre 300.000 tonnellate di rifiuti pericolosi provenienti dalle aziende venete e la Campania è scomparsa. Semmai è stata sostituita dalla Cina, altro paese grande importatore di rifiuti. Rispetto a 10 anni fa lo scenario è mutato, insomma, e per sfuggire alle indagini delle forze dell'ordine i criminali falsificano i documenti. Il rapporto della DIA, Direzione Investigativa Antimafia del 2011, denuncia che Camorra, 'Ndrangheta e Cosa Nostra si sono infiltrate, oltre che nel Veneto orientale e a Venezia, anche a Porto Marghera nel traffico di rifiuti. Alla luce di questo rapporto diventa anche più comprensibile il rifiuto delle istituzioni veneziane all'ampliamento dell'impianto Alles di Malcontenta, appartenente al gruppo Mantovani, accordato dalla Regione Veneto. L'impianto potrà aumentare la tipologia di rifiuti da trattare e potrebbe, secondo le preoccupazioni dell'assessore Bettin, far saltare il sistema collaudato di controlli pubblici.